La Sicilia per numero di contagi è seconda soltanto al Veneto. Il bollettino ieri registrava 1913 infetti in più, 40 morti e 1551 ricoverati. Sono 137 nella sola città di Agrigento, un numero preoccupante che rischia ulteriormente di aumentare. Sono 10 centri che stanno subendo il lockdown in Sicilia, tra questi Gela, Villarosa, e poi sono state previste misure eccezionali per Marsala, Mistretta, Ravanusa e soprattutto per la provincia di Palermo. Come nelle previsioni, la causa principale sono state le feste natalizie, gli incontri di famiglia che hanno fatto schizzare il numero e tanta irresponsabilità da parte di molti. Orlando, presidente dell'ANCI, ha convocato d'urgenza il Consiglio regionale dell'associazione. In Sicilia nelle ultime 24 ore i numeri sono allarmanti e confermano la nostra isola al secondo posto per aumento di contagi. Questa situazione drammatica ci impone di fare ogni valutazione necessaria per porre in essere misure idonee a prevenire il più possibile il diffondersi della pandemia nella nostra isola, ha dichiarato Orlando dopo un incontro con Ruggero Razza e con i sindaci coinvolti dell'ANCI. L'impennata è stata fulminea, la causa è chiarissima. Ci sono state troppe riunioni familiari allargate che adesso stiamo pagando. Tanti i comportamenti sconsiderati, raccontano i sindaci. Nei primi giorni di gennaio contavamo 20 casi, adesso sono 100, racconta Carmelo D'Angelo, sindaco di Ravanusa. In questo paese dell'Agrigentino il virus si è diffuso nelle riunioni familiari. La veloce propagazione dell'infezione è testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di contratti stretti e occasionali suggeriscono l'adozione di protocolli contenitivi. Si legge nella relazione dell'ASP di Agrigento. Non considero questo appuntamento un atto dovuto da svolgere semplicemente in ossequio a quanto previsto dal comma 1, articolo 1 del decreto legge numero 19. È il lavoro del Parlamento, la leale collaborazione tra Governo, Regioni, Province autonome e Comuni che in tutti i passaggi più difficili ci hanno consentito di resistere e tenere coeso il Paese, anche quando siamo stati investiti dalle onde più alte di questa emergenza sanitaria senza precedenti. Dal 20 febbraio, dai primi casi di Codogno, è stato subito chiaro a tutte le persone responsabili e di buona volontà che senza uno sforzo unitario delle istituzioni repubblicane e di ogni cittadino non si sarebbe arginato né tantomeno sconfitto questo nemico incredibilmente forte che all'improvviso ci ha costretto a rinunciare a libertà personali che ritenevamo inattaccabili ed ha colpito duramente le nostre attività economiche e sociali. Non c'è altra strada diversa dall'unità per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e civile più grande che abbiamo conosciuto dal dopoguerra. Sono state illuminanti a tal proposito le parole del Presidente Mattarella, a cui va la nostra gratitudine nel suo discorso alla Nazione di fine anno. Ecco perché, con la preoccupazione che vivo da Ministro della Salute anche rispetto alle tensioni di questi giorni, voglio rivolgere a tutti un accorato messaggio di responsabilità per l'unità a Roma come in tutte le regioni d'Italia. Mi rivolgo con lo stesso spirito alla maggioranza e all'opposizione. Siamo nell'ultimo miglio, ad un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi contro questo terribile nemico invisibile. Adesso, ancor di più che in altre fasi dell'emergenza, serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione a Roma come in tutte le regioni. Le prossime settimane ed i mesi che verranno saranno difficilissimi perché il virus può tornare a colpirci duramente e perché dovremo contemporaneamente portare avanti la più grande campagna di vaccinazione della nostra storia recente. Sarà tutto terribilmente complicato. Con l'avvio della campagna di vaccinazione, come è stato detto più volte in queste giornate, finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel. Adesso sappiamo con ragionevole fiducia che il Covid ha i mesi contati
e che grazie ad uno sforzo senza precedenti della comunità scientifica, con i nuovi vaccini sconfiggeremo anche questo virus che ha colpito così duramente il nostro pianeta.